Grillo? Come no? È deluso da Grillo? Ma perché dovrei essere deluso? Ognuno fa la sua parte. Quello che non ritengo, l'ho detto poco fa, quello che io penso è non facciamo processi alle intenzioni. Io ho l'idea che si dovesse in qualche modo spaccare il Movimento 5 Stelle, andare alla caccia dei dissidenti. Non è quello che ho fatto e non è quello che intendo fare. Ripeto, ho avuto con loro un rapporto molto serio, ne apprezzo il lavoro parlamentare e questo è tutto quello che io posso dire, che è la verità. Ma secondo lei Grillo dovrebbe farsi da parte del movimento? No, io questo non. Professore, sul referendum... Io penso alle decisioni che posso prendere io, gli altri hanno la massima autonomia, come io rivendico la mia libertà di manifestazione del pensiero rispetto a quella degli altri. Ho scoperto leggendo i giornali che io avrei l'intenzione, non so, di spaccare il Movimento 5 Stelle. Le intenzioni non sono quelle mie, io ripeto, lo leggo sui giornali, processi alle intenzioni non mi sembrano opportuni, soprattutto quando le intenzioni non ci sono, si può fare un'aggiunta e che semmai io nell'ultimo periodo ho fatto molte dichiarazioni di apprezzamento del modo in cui i deputati del Movimento hanno cominciato a lavorare, quindi questa notizia mi riesce nuova e anche un po' incomprensibile.